La sesta corsa è il premio Superfast, confronto per 3 anni che non abbiano vinto 12.000 euro in carriera, sono in 7 al via. 1 India del Ronco, Felice Facci, 2 Ice Lady B, Manuel Pistone, 3 Irene Point, Andrea Farolfi, 4 Inside Out Joe, Mattia Ricci, 5 Isonzo Mail, Maurizio Cheli, 6 Icona Luis Enrico Bellei. In seconda fila 7 Inoc Signopar, Lorenzo Baldi. Macchina che accelera. Partiti. Veloce Irene Point che prende la testa nei confronti di Ice Lady B. All'esterno Inside Out Joe, poi Zonzo Mail, India del Ronco, quindi Inoc Signopar e Icona Luis a chiudere il gruppo. Irene Point ha preso la testa con buon piglio, completa in 14 i primi 200 metri di gara, 13.8 addirittura sul cronometro ufficiale. E così Irene Point in vantaggio nei confronti di Ice Lady B, avanza al largo Inside Out Joe, terza ruota per Inoc Signopar. Completamento dei primi 400 in 29 con Irene Point con accanto Inside Out Joe, poi Inoc Signopar che è rimasto in terza ruota per l'inserimento di Zonzo Mail, quindi Ice Lady B che precede India del Ronco alla retroguardia. Icona Luis insiste, Inoc Signopar in terza ruota cerca di andare sulla testa della corsa, replicano sia Inside Out Joe che Irene Point, 58,7 gli 800 iniziali lottati e Irene si difende dall'attacco di Inoc Signopar che alla fine ha scavalcato Inside Out Joe, rimane a contatto Ice Lady B che precede India del Ronco, chilometro in 1,13 spaccati. Irene Point è sempre in vantaggio, Inoc Signopar di fuori, a contatto Ice Lady B che precede India del Ronco. Quando siamo all'imbocco dell'ultima curva e Irene Point è ancora in vantaggio, richiesta per respingere Inoc Signopar che lavora sul passo, si scopre in terza ruota India del Ronco, contatto senza spazio Ice Lady B, Irene Point in vantaggio, lo scatto in mezzo alla pista di India del Ronco, cerca di unirsi alla lotta anche Icona Luis, attende l'open stretch ma è tardi Ice Lady B, è passata India del Ronco stacca e se ne va a vincere nei confronti di Ice Lady B. Per il terzo molto vicini Irene Point ed Icona Luis. Sono 13,4 per la vittoria di India del Ronco, Felice Facci che allena e guida per colori della scuderia Elisir. L'esultanza di Felice Facci che viene a vincere a 30 contro 1 con India del Ronco.